Ho presentato un emendamento al bilancio regionale, alla legge finanziaria, perché dal 2010 molte cooperative sociali, enti locali, case di riposo, IPAB, che hanno avuto assegnato dei contributi a fondo perduto anche per importi notevoli come 500.000 euro, 200.000 euro e così via, si sono viste bloccati questi finanziamenti. Quindi alcuni di questi hanno iniziato i lavori e dovevano ricevere i soldi e oggi sono a rischio di fallimento per questo motivo o comunque a rischio di grave crisi. Quindi ho parlato in Consiglio regionale, ho chiesto che si intervenga, si tratta di un inghippo di carattere burocratico, sostanzialmente è stata modificata una legge con un errore di carattere contabile, è veramente disagevole il fatto che in 4 anni non si sia riusciti a rimediare e tocca all'opposizione, al Partito Democratico e a me fare una proposta giuridica per risolvere la questione, cosa che si poteva risolvere già 3 anni fa, 2 anni fa, 1 anno fa. Ebbene, finalmente il Consiglio regionale, per bocca dell'assessore ai servizi sociali, ha dichiarato che oggi si potrà risolvere il problema. Quindi ci sono decine e decine di cooperative sociali, di IPAB, di comuni del Veneto che finalmente avranno un sollievo di carattere economico che a loro competeva già dal 2010.